Buonasera a tutti e benvenuti all'Arsenale. Allora, vi ringrazio per essere qui perché siamo veramente felici e onorati per qualcosa di veramente molto molto raro, lo dicevo un attimo fa all'incontro precedente. Avere l'opportunità di avere dei bei film in programmazione è sempre la grande speranza, avere anche dei grandi maestri che vengono in sala a presentarli, a poter dialogare col pubblico è qualcosa di veramente raro. Ed è per questo che questa sera ringrazio veramente moltissimo il maestro Mike Leigh per essere qui con noi. Avremo il piacere di dialogare col maestro al termine della proiezione. Io ringrazio sin da subito Academy2 che ci ha permesso questo incontro di stasera e vi invito di già a rimanere per l'incontro a seguire fino al termine dei titoli di coda, perché come dire, giustamente il maestro ci dice di rimanere per completezza per tutto il film. Good evening, and it's a great pleasure to be here in Pisa and in this very remarkable cinema. Buonasera a tutti, è un piacere trovarsi a Pisa e soprattutto trovarsi a Pisa in un cinema così bello. It's very exciting to be in a cinema that is so confident that it doesn't have anything written outside it at all, telling you that it is a cinema, which I think is really impressive. Gli è rimasto molto impresso il fatto di trovarsi in un cinema che all'esterno non pubblicizza in nessun modo di essere un cinema. Trovo una cosa molto peculiare e da apprezzare. I really do think that film directors who make long speeches before their films should be taken outside around the back and shot through the head. È convinto che qualsiasi regista che faccia un discorso abbastanza lungo prima di un suo film dovrebbe essere portato fuori dal cinema sul retro e dovrebbero sparargli in testa. So therefore, in order to avoid this ignominious fate, I will say something very short. Quindi per evitare che questo sia il suo destino vi dirà qualcosa molto brevemente. Which is just to say that we started to prepare this film, to research it, at the beginning of 2014, and as we went along preparing it and pulling it together, we found ourselves almost on a daily basis saying, you know, this is really becoming increasingly relevant. And in the five years that have elapsed since that time, between then and now, so much has changed in the world in the context of what this film is about, which is democracy, that we feel that it somehow is extremely timely. Hanno iniziato lui e la sua squadra a lavorare a questo film nel 2014 e da allora ogni giorno lavorando sul film si rendevano conto sempre più quanto fosse importante quello di cui questo film alla fine parla, cioè la democrazia, di come nel corso di questi 5 anni questa tematica sia diventata sempre più centrale rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. I leave you with that thought and we'll be here at the end to discuss the film with you. Thank you very much. Grazie al film e ci vediamo dopo il film alla fine dei titoli per la discussione. Grazie. Allora, farò subito una prima domanda e
e poi passeremo subito la parola per delle vostre curiosità, domande sul film. Quello che mi interessa subito chiedere è che è noto il suo metodo di lavoro che parte molto prima della preparazione del film e si concentra moltissimo sulla improvvisazione con gli attori. C'è un grande lavoro sull'improvvisazione, attore per attore, personaggio su personaggio. Ecco, questo film, un film così corale, così ricco di personaggi, tutti come dire, tremendamente realistici e tutti tremendamente tridimensionali, è complesso, come si riesce a costruire un lavoro come il suo, come si riesce ad applicare un lavoro come il suo, quindi l'improvvisazione su una squadra di personaggi così ampia? Well, it was hard work. We did what we always do, which is just after having prepared the film and after having researched it and cast it and all that, we spent 6 months with the actors, coming and going in groups to prepare so that we could go out on location and construct the film through rehearsal, through improvisation. But your question is, was it hard? Yes. I mean, there are a lot of actors. Most of them that you see came from the preparatory period during that 6 months. Some of them quite briefly, some of them for a longer time. But it just was very hard work, that's all. Sì, ovviamente avendo così tanti attori è stato un lavoro durissimo. Hanno lavorato 6 mesi sulle location e sui set su cui poi avrebbero girato per cercare i personaggi. Lui cerca sempre di coinvolgere molto gli attori nella costruzione del carattere e dei dettagli anche più insignificanti dei personaggi. Per lui è una parte integrante della preparazione e della lavorazione di un film. I mean, the thing about this sort of thing, these actors that you see in this, these are really the best actors you can get. We are blessed in the UK with great actors. These guys are serious actors. They are character actors, which is to say people that who are motivated to be actors because they want to play real people out there in the street. They're not narcissistic or actors who just play themselves. They are not stupid actors, and there are many stupid actors. Some actors are extremely unintelligent, and none of them are in this film, or in fact in any of my films. So, you know, these guys are really able to not only to act, but to discuss and understand and research, and really throw themselves into it and deliver the goods on screen. È anche giusto sottolineare che si ritiene molto fortunato dal momento che in Inghilterra c'è una scuola e diciamo, un parco attori molto preparato, sono attori caratteristici, diciamo, che sono più interessati ad interpretare le parti piuttosto che essere attori o di insomma, presentarsi per puro narcisismo su un grande schermo. Quindi diciamo, la loro partecipazione a quel tipo di lavoro è molto attiva, molto sentita e per lui è una fortuna e una ricchezza per il progetto. Ha avuto la fortuna in tutti i suoi film di non lavorare mai con attori stupidi, nonostante ce ne sia molti in giro. Ci sono domande dal pubblico? Anche se è tardi. So I have a question about, it is my knowledge that you tend to keep your actors from knowing each other before they actually know each other inside of the film. At least I read it about somewhere. And my question is, how do you manage that inside of the set, keeping the actors from each other on an actor's set? Praticamente gli ha chiesto, sostiene di aver letto da qualche parte che
prima dell'inizio delle riprese vere e proprie lui tiene separati gli attori durante il processo di preparazione affinché poi si conoscano direttamente sul set quando diciamo, sono già preparati per i propri personaggi. This is what we call an urban myth. È una leggenda metropolitana. It's really not quite true what you've read or think you've read. What is true is when I'm making one of my original contemporary stories, like Secrets and Lies or Naked or whatever, that in order to create the story, to create the content of the film in a truthful way, the actors take part in the film without knowing what the film is going to be, and they only ever know what their character would know, so that we can explore situations in a real and spontaneous way through improvisations. That's not the same thing as keeping them apart so they don't know each other. That's, with all due respect, that's bullshit. A quanto pare non è proprio vero, perché soprattutto anche nella preparazione dei suoi film che si svolgono diciamo, in epoca contemporanea, per lui è fondamentale la collaborazione degli attori con lui e degli attori fra di loro affinché si creino personaggi tridimensionali in un mondo coerente, in modo tale che le relazioni fra gli attori e i loro personaggi siano le più realistiche possibile. But with a historical film like this, everybody knew they were taking part in a film about the Peterloo massacre. So, in a way, those principles of people only knowing about what their character would know and things didn't really apply. I mean, they still only, each actor dealt with his or her own character, but that particular discipline didn't have any function in this because everyone could read about it and knew what they were taking part in. So it's a different kind of thing. But the idea that you can build a healthy ensemble by keeping people apart from each other is illogical, to say the least. Dal suo punto di vista non avrebbe senso cercare di costruire un cast d'insieme ben formato ed omogeneo tenendo gli attori lontani fra di loro, anzi pensa che sia giusto l'esatto contrario. Nello specifico, essendo questo un film che parla di storia, di un evento storico, la cosa avrebbe avuto ancora meno senso perché è vero che ognuno avrebbe dovuto esplorare il percorso del proprio personaggio, ma di fatto tutti sapevano i fatti storici su cui si basava la storia, la narrazione del film, quindi c'era poco da nascondere fra gli attori. Io vorrei sapere che cosa pensa del doppiaggio, se è ancora, perché si pensa che la voce di un attore non faccia parte del recitare e quindi si continua con questa pratica del farci vedere film nella nostra lingua piuttosto che considerare, soprattutto visto quello che ci è stato detto finora anche dell'improvvisazione, il fatto che la voce dell'attore possa essere comunque rilevante, anche per chi magari non capisce immediatamente la lingua. To be honest, I think, given, I mean, I've been to a number of screenings here in Italy in the last week. Every single audience, including you, a sophisticated, literate audience, perfectly capable of reading subtitles. And I think it's a complete waste of time, money, effort and energy to devalue a film by making an Italian version of it and dubbing it. I think it's ridiculous, actually, if you want the truth. Mi sembra che abbiate capito, comunque ha partecipato nell'ultima settimana a molte proiezioni con il pubblico italiano e ha sempre trovato davanti a sé un pubblico preparato, assolutamente in grado di seguire un film leggendo i sottotitoli, quindi è chiaro che dal suo punto di vista spendere soldi, tempo e lavoro per doppiare un film in un'altra lingua non ha assolutamente senso. Because you're absolutely right. A lot is lost in this film by not hearing the original. Because it's not only the words and the language, but the way people speak. There are dialects, there are nuances and things which you simply
only miss in this Italian version. Sì, è chiaro che in questa versione si perde molto del lavoro degli attori, non solo per quanto riguarda le loro voci e il modo in cui parlano, ma anche per il linguaggio stesso che utilizzano. Infatti molti dei personaggi parlano utilizzando un dialetto, uno slang dell'epoca che ovviamente va perso nella traduzione. It was true once upon a time that there was a massive resistance from people everywhere, not just here but in the UK and everywhere else, to reading subtitles. But that's changed. I mean, films with the great the achievement of changing it, a lot of the credit goes to Pedro Almodovar, whose films became very popular with subtitles. And people now do accept subtitles and can read them. È vero che ha anche vissuto momenti, diciamo, della storia del cinema e della distribuzione cinematografica in cui il pubblico tendeva a rifiutare una visione in cui era costretto a leggere una traccia di sottotitoli, ma è anche vero che i tempi sono cambiati. Per la sua esperienza diretta, un regista che ha aiutato molto, penso nel mondo anglosassone, a superare questa barriera è stato Pedro Almodovar, visto che i suoi film più famosi nei mercati esteri hanno avuto un enorme successo. Having said all of that, I have to say, which is a different matter entirely, the dubbing for this production is very good, given that it's pointless in the first place, but it is very well done. Great care has been gone to write a script that makes sense and fits the lips as far as possible. It's been very well produced and very well cast with very good actors, and they are doing a very good job. And so that credit goes to them. Just, I feel that, unfortunately, it's something that shouldn't have happened in the first place. Nonostante appunto è una cosa verso la quale è decisamente contrario, deve comunque fare complimenti e deve apprezzare il doppiaggio, perché il lavoro di adattamento sia del labiale che dei dialoghi che del linguaggio e il cast di attori che ha doppiato il film sono di assoluto e ottimo livello, e quindi può ritenersi soddisfatto pur non apprezzando la tecnica e l'idea del doppiaggio del film. Good evening. You mentioned before that while you were working on the film, you became increasingly aware of the fact that this film was relevant today, and it was relevant for what was happening in today's world. And I wanted to ask you, which were the events specifically in Britain that gave you that awareness? You were very surprised, sorry. Sì, semplicemente gli ha chiesto quale episodio fondamentalmente, quali episodi, diciamo, della storia degli ultimi anni, soprattutto relativi all'Inghilterra, possono, diciamo, riflettere quello di cui parla nel film. You'll be very surprised at my answer. Rimarrei molto sorpreso dalla sua risposta. Brexit. Which, by the way, is the worst disaster that has happened to Britain in a very, very long time. E a dire tutta è il peggior disastro che è successo nella storia dell'Inghilterra da molto tempo a questa parte. It is profoundly disgusting. Profondamente disgustoso, scusate. Buonasera, vorrei sapere quali sono le fonti che ha usato per costruire questo film, ad esempio, essendo un film storico come un romanzo storico, qual è la parte di invenzione, come ha costruito i dialoghi o i discorsi, per esempio, degli oratori. Grazie. The sources for the history of the thing, or for the things that people said, the things that people wrote, the things, the ideas that people expressed,
and also other things like the music and the decor and everything else. Those sources are many and various because 200 years ago is recent. It's modern, early modern times, and there is a massive amount of resource in many places in England. Il bello di una storia che sembra lontana ma che in realtà è piuttosto vicina, perché 200 anni sembrano tanti ma storicamente non lo sono, è che la documentazione su questi avvenimenti è molto ricca, quindi ha trovato molte fonti da cui trarre informazioni. The newspapers of the period, which were there were many newspapers, copies of them are all preserved in the British Library and the National Archive in London. E molti dei giornali dell'epoca che hanno raccontato e fatto la cronaca di quanto è accaduto sono disponibili e consultabili all'Archivio Nazionale a Londra. I worked with a historian on the film who was an art historian originally, who worked with me on Turner previously. Ha anche collaborato con una storica che aveva già lavorato con lui, essendo anche una storica dell'arte su Mr. Turner, su Turner. She is somebody that it's important to have such a person who can, read, tell you what to read, show you, take you to places, organize research, etc. Cioè, questo è stato fondamentale perché era in grado di indicargli cosa leggere, cosa non leggere, quale fonte era più importante rispetto ad un'altra, selezionare il materiale. I mean, things happened, like for example, one day I went with all the actors playing the magistrates in the film to the National Archive in the London district of Kew, where the curators had prepared the session and they had got out all these letters that had been written by the actual real magistrates. That's to say, actors could see letters written by their characters to the Home Office in London. As you see, they were writing to the Home Office all the time. And they could actually see their own characters' letters, which was very exciting and very enriching for them. C'è stata una volta un'occasione più unica che rara nella quale ho potuto andare all'Archivio Nazionale con gli attori che interpretano i magistrati dei film, dove il materiale era stato preparato così che potessero vedere, leggere e toccare anche con mano fondamentalmente le lettere che i loro personaggi che avrebbero interpretato, avevano scritto a riguardo della storia, dei fatti di Peterloo. Henry Hunt and Samuel Bamford, these two characters, wrote long and copious autobiographies in which they included in full all their own speeches, so you could actually go back to those original sources. Bamford e Hunt, i due oratori, hanno scritto in seguito delle autobiografie molto dettagliate nelle quali riportavano per intero i discorsi che tenevano nelle piazze, nelle occasioni pubbliche, quindi anche quegli attori hanno avuto la possibilità proprio di toccare con mano e di avere a disposizione le vere parole che quei personaggi che avrebbero interpretato hanno detto nella storia. Etc. There's a lot of research. Now, your other question was about the combination of historical fact and what we invented and made up. Well, you can read all the books in the world, but that doesn't make characters live and exist in 3 dimensions in front of the movie camera. You have to do a great deal of work to bring it to life. And part of that is to be solid and loyal to the historical facts, but to be imaginative with how you process these historical facts and add to those facts some fictitious elements to round it off. So, for example, the family, the central family, the working class family, is an invention. I mean, they're not people that particularly existed, obviously we've invented them, whereas a lot of the characters are portraits of actual people that existed. And there's lots of detailed characters. Also, there are characters that you know nothing about, you just know that something happened, so you have to be inventive to fill it out and make it organic in some way. So it's a combination of drawing from history, of getting into the rhythm of things and the style and the mode of them, and adding and also being imaginative
in adding to it. È chiaro che puoi leggere tutti i libri del mondo, ma tutta la conoscenza che puoi apprendere non fa un film, quindi è chiaro che nel trasporre quello che leggi, quello che studi e ricerchi, devi comunque dargli una forma drammatica, quindi è chiaro che intervieni su quelli che sono i fatti oggettivi e cerchi di renderli più cinematografici possibili. Per esempio la famiglia che seguiamo nel corso del film è un elemento umano assolutamente inventato, al contrario però ci sono dei personaggi di cui sappiamo, come dicevamo prima, molte cose storicamente, quindi è un discorso per avere un risultato finale soddisfacente a livello cinematografico di combinazione di realtà e finzione ai fini della storia. Buonasera, volevo sapere che cos'è che l'ha spinta a decidere questo sarà il mio prossimo film, Peterloo sarà la prossima storia che racconterò, ma in generale anche cosa ha spinto a raccontare tutti gli altri film che ha fatto, cos'è che ha detto, che l'ha spinta a dire questo sarà il mio prossimo film, in tutti i suoi film, quindi Turner, comunque tutti gli altri film che ha fatto, e questo in particolare ovviamente, grazie. Well, I mean, that's the second part of your question. My answer is the same as that you will get from any artist in any medium. You know, you focus on a particular thing, and that you persuade yourself that that's what it is, and you work, and it becomes the inevitable thing that you're going to do. So that's. Diciamo, come risposta alla seconda parte posso darti la risposta che ti darebbe qualsiasi artista. Un artista si trova a lavorare su qualcosa che non ha ancora una forma ben definita, ci si mette a lavorare e quando capisce che da una forma non compiuta può tirare fuori qualcosa, si mette al lavoro e cerca di portare a termine, diciamo, questa operazione di trasformazione del materiale. I mean, a whole lot of things motivate me in deciding what the next film should be. I mean, one thing, which you may think is kind of peripheral in importance, is I don't like to think that if I invite you for a meal on a number of different occasions, that I always serve you the same dish. And what I try and do is each film is different from its brothers and sisters in one way or another. As to the question about Peterloo, it seemed a good idea to make this particular film when we did, because we knew that it would be finished, be circulating now, and now is the 200th anniversary of the event. On August the 16th, it will be 200 years to the day since it happened. And we felt very strongly that the world should know about this event, not only outside the UK, but in the UK as well, where many people don't know about it. It is a major and important event. So that made the decision happen as well. Per quanto riguarda la scelta dei suoi progetti, diciamo che lui cerca sempre di sorprendere il pubblico, cioè lui non vuole che il pubblico si presenti, come ha fatto l'esempio, non vuole che tutte le volte che invita qualcuno a pranzo trovi sempre lo stesso piatto, quindi cerca comunque di variare, pur avendo tematiche comunque generali nel suo cinema, quello che racconta. Però nello specifico di Peterloo, quando hanno scelto il progetto erano consapevoli che il film sarebbe uscito a ridosso di queste date e ad agosto, il 16 agosto, ricorrerà il 200° anniversario del fatto, quindi per loro era anche un modo per far uscire il film in un momento importante affinché le persone in Inghilterra e fuori dall'Inghilterra che non conoscono molto bene questo evento storico, per molti anni non è stato conosciuto o diciamo a molte persone potessero riscoprire questa pagina della storia inglese. But I don't always know why a particular idea evolves, and also Peterloo is an exception. I quite often make films that are not about an idea. They're an embodiment of a whole lot of interrelated things explored through characters and things. So I have made a whole number of films where
we've discovered what the film was on the journey of making the film. And have begun with a very much a blank canvas and an open brief. And it gradually emerges what it's actually about, and I tap into various preoccupations. So it's a kind of elusive thing in some ways as well. So this time, you found out the movie as you were working? No. This is a film where we obviously knew we were making a film about Peterloo Massacre. Oh, sì, ok, sì. No, Lui solitamente cerca di lavorare partendo da un'idea e poi la esplora e cerca di lavorarla. Al contrario, qui sappiamo fin dall'inizio di fare un film sul massacro di Peterloo, che è una cosa che appunto non conosciuta ma è un evento storico, quindi diciamo che lo vede una sorta di cambiamento rispetto a quello che è il suo solito modo di lavorare. It varies. It varies, you know. Sì. È una variazione rispetto al suo stile lavorativo solito. Vera Drake was a film. I'm old enough to remember what it was like in England before the 1967 Abortion Act. I'm old enough to remember what it was like when people had unwanted pregnancies and women like Vera Drake appeared on the scene. And for 40 years or so, I had the idea of one day making a film about it. That was a very specific idea. Secrets and Lies came out of the fact that two people in my family adopted children, and I had the idea of exploring the whole area of adoption in the film. I realised, in fact, that what was important isn't so much the people the adopting of children, but the people, the mothers who give the child away, and the experience of the child who is adopted. And that was a very concrete thing. Whereas Naked, Happy-Go-Lucky, All or Nothing, Life is Sweet, a whole lot of my films came out, were very, I wasn't sure what they were, and we explored, and gradually the film formed itself, and we discovered what it was through the process of making it. Allora, vabbè. Per esempio, quando ha deciso di fare Vera Drake, ha lavorato su un'idea che ha cullato per una quarantina d'anni, perché lui poteva ricordare, si ricordava com'era l'Inghilterra prima del 1967, prima della legge sull'aborto, quando donne come Vera Drake erano richieste dalle persone perché altrimenti non c'era modo di risolvere quel tipo di soluzione. Quando ha fatto Segreti e bugie aveva un'idea ben precisa, era una riflessione sul fatto che qualcuno nella sua famiglia aveva adottato un bambino o dei bambini, e gli era venuta l'idea di riflettere non tanto su chi adotta ma sui bambini e la loro esperienza dell'adozione e sulle madri, i padri costretti a dare via i propri figli. Quindi queste erano idee abbastanza precise di come di cosa i film avrebbero parlato, mentre su altri suoi film tipo Naked, Happy-Go-Lucky è partito da un'idea un po' più generica e ha cercato di esplorarla mano a mano che lavorava sul film e sul materiale. Because those films come out of the exploration of characters and relationships, and that starts to lead you towards the film. You know, any number of novelists will tell you that they, you know, the novel dictates itself, and it takes the writer in directions that he or she are not expecting. The same is true of painting and of sculpture and poetry, and that really applies to, that principle applies to a lot of what I do. Perché quel tipo di storia, quel tipo di materiale si basa molto su come affronti i personaggi, i propri caratteri e il modo in cui interagiscono. Molti scrittori di romanzi vi racconteranno di come partono da una forma, diciamo, più generica per poi andare a scarnificarla, a rimodellarla, a sistemarla finché non hanno una storia ben precisa che parte da quel materiale rozzo, diciamo, più assoluto, per arrivare poi a qualcosa che va più al centro della questione che vuole affrontare. Wasn't it surprised by the comparison you raised between Peterloo on one hand and the Brexit on the other? Because as far as I've seen the movie, English society seems to be broken in two clear pieces here. On the one hand you have the people, on the other you have the elite which try to fight the people. On the other hand, the Brexit seems
much more complex picture in which you have a very small political elite which pushed for the Brexit, then you have by and large the big elite that was for Remain, and then the people is more or less broken. So, could you be a bit more specific about the comparison between Brexit and Peterloo, please? Vi ha chiesto una spiegazione più dettagliata dell'accostamento fra Peterloo e la Brexit, considerando che comunque negli eventi narrati in Peterloo abbiamo, diciamo, due fazioni ben distinte, se ho capito bene, diciamo, il popolo che lotta per la libertà e i potenti che vogliono sopprimerli, mentre nell'attuale situazione inglese il popolo a sua volta è spaccato in due fondamentalmente, e quindi, diciamo, riscontra una differenza sostanziale. I didn't say that there was a comparison to be drawn between Peterloo and Brexit. I was asked the question, what contemporary events would I be talking about when I said that the film seemed relevant? And that's not the same thing. It would be fatuous to start trying to talk about a comparison between Peterloo and Brexit. What you just said, in fact, is all there is to be said about it. But the real point is we're talking about democracy. We're talking about positive democracy, we're talking about democracy when democracy goes wrong. And of course, this film simply invites you, the audience, to reflect on democracy. This film doesn't draw obvious comparisons, and it doesn't tell you what to think. It merely, hopefully, will evoke a need to reflect on these things. Besides, Brexit happened after we were already making this film. Ora, ha accostato il film al Brexit per via della domanda precedente. Lui non necessariamente accosta Peterloo all'evento Brexit, semplicemente lui è convinto che il film parli di democrazia, che è un argomento universale che ovviamente si ritrova in questo fatto storico, così come l'attuale situazione politica e sociale inglese. Ma lui non ha intenzione né di fare paragoni né di fare lezioni morali o di storia, vuole semplicemente parlare di democrazia, dare il film al pubblico affinché ogni spettatore, attraverso la propria esperienza, insomma, il proprio credo, possa farsi un'idea e riflettere su questo, diciamo, concetto assoluto che è la democrazia. With respect, we mustn't talk about this film as though it was just about British issues. It's not. It's a universe. The film has a universal meaning, both literal and metaphorical, I would suggest. And if you want to talk about how it resonates with other things that have happened in the world, look at Trump, look at what's happening in this country, etc. Lui non è un film che parla o riflette necessariamente sull'Inghilterra, per lui appunto parla di concetti assoluti che possono essere applicati all'attuale storia inglese, così come alla storia americana con la presidenza Trump, così come alla situazione attuale italiana che viviamo e che non vi sto a raccontare, non ci deprimiamo, e quindi appunto tirare fuori da questo film i concetti assoluti che stanno alla base del concetto di democrazia. Bene, noi ringraziamo veramente il maestro Mike Leigh per aver accettato il nostro invito, per essere stato qui con noi. È stato un grandissimo piacere incontrarla. Ringraziamo ancora la distribuzione candidature che ci ha permesso tutto ciò e ringraziamo voi per aver preso parte alla serata.